Buonasera e ben ritrovati amici di Fanner. In via Re di Puglia, sul campo del Garbaglia, FC De Angelis e Roma Calcio 8 stanno facendo il loro ingresso in campo per fronteggiarsi nella 17ª giornata di Serie A. In 4 precedenti l'FC De Angelis non è mai riuscita a battere la Roma Calcio 8, 3 sconfitte ed un pareggio a favore dei giallorossi. È il computo storico tra le due formazioni. Anche la gara di andata terminò a favore degli uomini di Rossi, che si imposero con un altisonante 5-1. Oggi le due compagini si ritrovano con i padroni di casa dietro di appena 2 lunghezze. Vittoria quindi che consentirebbe il sorpasso. Chissà che non sia la volta buona affinché Minotti e compagni possano sfatare quel tabù che porta il nome di Roma Calcio 8. Squadre, come vedete, già in campo disposte nei classici saluti prepartita. Da oggi per questa settimana novità della Serie A, se non andiamo errati, ci sarà un terzo arbitro a dar manforte ai 2 colleghi. Non sappiamo in realtà se questo è dovuto agli ultimi episodi capitati nella scorsa settimana, quando durante un match della Serie A ci fu quella che possiamo definire una scazzottata vera e propria. Per cui 3 saranno i direttori di gara, come al solito 2, ovvero uno per ogni metà campo, e il terzo siederà tra le 2 panchine e appunto controllerà che tutto vada avanti regolarmente e nella calma più totale. Intanto, come vedete, le squadre già disposte sulle rispettive metà campo. Da sinistra verso destra c'è la Roma Calcio 8 in completo giallo-rosso, con maglietta giallo-rossa, calzoncino bianco e calzettone giallo. Dall'altra parte chiaramente rispondono i ragazzi del De Angelis con la maglia nera, calzettoni altrettanto neri e calzoncini bianchi. La partita nel frattempo è cominciata con il De Angelis che si trova in possesso di palla. Alfonsi prova subito il primo lancio, per nessuno però, e sarà il primo fallo laterale della gara, quello battuto dalla Roma Calcio 8. Il controllo mette giù il numero 16 che allarga tutto dall'altra parte sul suo compagno di reparto d'attacco, che ha provato a rimettere avanti, per nessuno. Ne approfitta l'FC De Angelis, che ricomincia da dietro con il numero 3 Lembo, che allarga a destra molto bene, ha messo giù il compagno di squadra molto bene altrettanto. Alfonsi subito cerca di destreggiarsi in mezzo al campo, poi ha appoggiato davanti sul numero 22 che alla fine non controlla bene e il portiere avversario può rinviare. Partita iniziata da pochissimo, siamo appena al terzo minuto di gioco. C'era stato in realtà l'assegnazione di un calcio di punizione per la Roma Calcio 8, che verrà battuto dal versante sinistro. Lungo col mancino, anzi lunghissimo, a cercare l'attaccante che con la testa prolunga la palla, che va poi a terminare in fallo laterale dall'altra parte. No, era in realtà rimessa da fondo campo, quindi il portiere Zani, che ha rimesso in gioco con le mani, si combatte in mezzo al campo, fa ordine la Roma Calcio 8, ha messo un buon pallone, numero 11 che l'appoggia e si ricomincia da dietro su Paoli, che da avanti ci prova a venire dentro la Roma Calcio 8. Buona l'azione insistita e in qualche maniera la palla che termina in calcio d'angolo. Liotti dal punto di battuta alla sinistra di Zani, va basso dentro e la palla che termina comodamente nuovamente tra le braccia del portiere Zani, che ha già rimesso in gioco FC De Angelis nel suo reparto difensivo, che cerca di fare ordine, cerca di costruire una manovra. Ci prova con il solito Alfonsi, che ha allargato a destra, si torna per vie centrali con Battaglia, che aveva toccato di nuovo per Alfonsi dietro. Alza la testa Alfonsi con estrema calma, dialoga con i compagni, riceve ancora palla. Battaglia poi decide di andare lungo sul versante destro, dove Roberto De Angelis, senza pensarci 2 volte, aveva gettato il pallone nel centro. Per nessuno però, lungo, di nuovo la Roma Calcio 8 controlla lungo il versante destro. Contrastato qui il controllo di palla da parte del numero 16, che si gira molto bene però, può fare ordine, allarga a sinistra, ci prova dalla fascia sinistra a venire avanti la Roma Calcio 8, però
sarà fallo laterale tutto dall'altra parte. Partita viva, interessante, squadre che chiaramente ancora si studiano, però abbiamo visto già che non disdegnano, hanno voglia di fare bene questa sera, si capisce. Comunque ci provano adesso per via in centrali i giallorossi con il suo numero 11 che fa tutto da solo. La conclusione, c'era stata anche qualche deviazione, poi la palla tra le braccia di Zani che ha rimesso in gioco. Si ripartirà con questo calcio di punizione sul pallone, chiaramente c'è Alfonsi, l'alieno, così soprannominato, un po' da tutti ultimamente per le sue ultime prodezze. Buona l'apertura adesso a destra, ha messo molto bene giù il pallone all'esterno di centrocampo, con il mancino trova ancora il compagno che cercava il controllo, poi la perde, contropiede della Roma Calciotto, interessante, il numero 10, allarga a sinistra, vertice dell'area di rigore, controlla bene la sfera e poi il calcio verso la porta. Palla leggermente alta, primo sussulto per i giallorossi. Era stato Liotti, se non andiamo errati, a concludere verso lo specchio della porta difesa da Zani. Comunque De Angelis che cerca di ripartire dal proprio comparto difensivo, la palla adesso dentro, qualche rischio lì in mezzo, decide addirittura di provare la conclusione in porta, attenzione alla traversa! Dalla sua difesa ha provato il tiro e la traversa colpita, poi era tornato sul pallone l'attaccante che aveva calciato fuori. Incredibile l'iniziativa del difensore del De Angelis, aveva visto il portiere leggermente fuori dai pali, aveva fatto bene a tentare, traversa quindi. Si rimane sullo 0-0, 6 minuti di gioco, Alfonsi in possesso di palla, ricomincia da Zani. Per nessuno, avanti con la spalla. Ci prova la Roma e conquista un fallo laterale sotto la nostra postazione. Battuto in mezzo. Il capitano mette giù bene la sfera. Da solo, supera un uomo, ne supera un altro, allarga molto bene. Bella l'iniziativa del capitano della Roma Calciotto, che tiene ancora palla. Eccolo ancora a cercare il pallone. Seferi. O Seferi. Nulla di fatto però, ancora dalle parti di Alfonsi che cambia passo, accelera, appoggia su un compagno, riceve ancora palla, giostra il pallone in mezzo al campo, ricomincia dal suo centrale di difesa. Si ritorna ad Alfonsi che alza la testa, prova la conclusione, al lato però. Partita quindi, lo ripetiamo, piacevole, sembra sempre diventarlo di più con il passare dei minuti. Partita vera, squadre che vogliono, ci tengono a fare bene, si capisce, buona anche l'intensità. Adesso l'FC De Angelis ricomincia da dietro, con Valentino che finché ha potuto ha tenuto la palla, poi l'ha servita a un compagno, riceve ancora. Cambia gioco lungo il versante destro, il controllo con il mancino del giocatore Battaglia che la perde, sarà fallo laterale però ancora per l'Ono. C'era stata chiaramente una deviazione. Buona adesso la manovra orchestrata in questo istante da Alfonsi che riceve ancora palla, la controlla con entrambi i piedi. Buono il triangolo qui tra i due, poi l'ultimo passaggio sbagliato, ne approfitta la Roma a ripartire in mezzo al campo. Il numero 8 provava l'inserimento, provava a cercare l'inserimento dentro e poi ci riprovano ancora, tiro deviato, calcio d'angolo. Si gioca per il momento ad armi pari. Ricordiamo come azioni veramente pericolose la traversa del De Angelis e un paio di buone folate della Roma. Adesso ancora Zani con il braccio, rischia qualcosina al De Angelis in difesa, poi riesce a ripartire. Ci aveva pensato Meddi, il lancio lungo, lo controlla l'attaccante che si gira, rimpallato il suo tiro 2 volte, sarà... No, non è nulla, si riparte con Goletti. Lungo il versante sinistro, il cross è basso, troppo lungo per nessuno, se non per Zani, che appoggia di nuovo sul terzino Lembo.
che chiama i suoi, poi dialoga con il reparto, con il compagno di reparto. Si muove bene il De Angelis, adesso cerca di costruire la palla dentro a cercare ancora una volta Meddi, che guadagna un buon calcio d'angolo alla destra di Goletti. Ma proprio Meddi sul pallone vicino a lui c'è Alfonsi, la battuta di Meddi sul secondo palo a uscire, svetta di testa il numero 5 della Roma, allunga il pallone in fallo laterale, già battuto. Alfonsi, passano sempre da lui i palloni e poi la conclusione stavolta veramente sbagliata, ha preso con l'interno del piede. Qui il giocatore Battaglia ha colpito un po' male il pallone, palla al lato, si riparte con la Roma calcio 8, quindi nel suo reparto difensivo. La perdono ancora Alfonsi, la conclusione, Goletti si sdraia e blocca la sfera. Chiaramente tutti sappiamo le doti di Alfonsi, specialmente quando si tratta di scagliare la palla verso la porta, per cui bisognerà stare attenti. Attenzione, Seferi aveva provato da solo ad andare, ancora riconquista la palla molto bene da solo, col mancino, la tiene Seferi, il tiro, grande intervento di Zani, non è finita, sì, palla fuori, grande intervento di Zani. Era stato molto bravo anche Seferi a controllare la sfera finché aveva potuto. Combatte ancora l'attaccante più prolifico della Roma calcio 8. Non riesce adesso a uscire dalla propria difesa il De Angelis, pressa molto bene la Roma, sta schiacciando l'avversario in questi frangenti. E adesso invece si riparte dalle parti di Goletti. Battuto il fallo laterale, Seferi controlla e allarga a sinistra sul compagno di squadra che controlla a sua volta la palla, cerca di entrare, una serie di finte, ma sul fondo mette giù una deviazione. Ancora qualche brivido per la difesa del De Angelis, che riparte però con Alfonsi chiuso tra 3 giocatori addirittura. Ha recuperato molto bene la Roma e poi spazza via il difensore in maglia nera. Quindi partita che sta ulteriormente crescendo di intensità. Attenzione all'iniziativa personale ancora del capitano Seferi, deviato in angolo il suo tiro. Umidità pazzesca qui sul campo del Garbaglia, forse la palla è anche un po' scivolosa. Battaglia controlla la palla, poi c'è un fallo a suo favore e si può sistemare in campo la squadra in maglia nera, usufruendo di questo calcio di punizione. Sul pallone va lo stesso Battaglia, che dice ai suoi di salire, logicamente. Poi batte vicino a sé però i ragazzi del De Angelis. Prova dentro, il controllo buono dell'attaccante che ha servito Alfonsi, la finta di Alfonsi, interessante, allarga la palla l'alieno del De Angelis, riceve ancora, con un altro tocco riesce a fare ancora sul pallone, a controllare bene la sfera, da solo Alfonsi si allarga, poi provava in mezzo, la perde, attenzione, pericolosa questa iniziativa adesso della Roma, la palla a sinistra, allargata bene, e poi Seferi non riesce all'ultimo a liberarsi del portiere, ancora riceve Seferi però in area di rigore, esce Zani, il tiro, ancora un grande intervento di Zani però, veramente brividi comunque per il De Angelis. Buona la Roma adesso, un'azione insistita con il solito Seferi, grandi 2 interventi del portiere del De Angelis e qui la conclusione, colpita male la palla. Si riparte con Battaglia, ancora appoggia male però Seferi, la deviazione e il vantaggio al 14esimo della squadra ospite, 1-0. Era da un po' che ci provavano i ragazzi in maglia giallorossa, stavano cominciando a salire veramente di intensità, stavano
più volte scendendo dalle parti del portiere Zani. Attenzione, c'è una conclusione improvvisa con, se non abbiamo visto male, con un calcio d'angolo. Sì, è così. Dicevamo era un po' che si facevano vedere sotto. No, non è calcio d'angolo in realtà, non c'è stata nessuna deviazione. Si riparte con Goletti, Seferi mette giù molto bene e si gira altrettanto bene, una scheggia, Seferi si allarga, poi viene chiuso bene da Battaglia. Qualcosina da dire con Battaglia, Seferi, chiarimento subito tra i due, è tutto a posto, è tutto a posto. Zani lungo con le mani, di petto interviene Pisapia che si provava ad accentrare, poi con un tocco sotto lungo il versante sinistro, ancora la Roma in possesso di palla, ancora buono il passaggio dentro, troppo lungo, poi alla fine Zani. Battaglia, controlla e poi va lungo. Si allarga a Seferi, riceve palla adesso, lungo il versante destro, con il solito mancino, controlla molto bene. Poi allarga completamente dall'altra parte, molto buona adesso l'azione della Roma, insistita, siamo ancora da quelle parti. Con il numero 7 Gross che aveva controllato, ricomincia da dietro. Attenzione solo Gross, la conclusione, ancora Zani, calcio d'angolo. Sembrerebbe adesso rendersi sempre pericolosa la Roma ogni volta che viene giù dalle parti di Zani. Calcio d'angolo che attraversa tutta l'area di rigore e termina in fallo laterale dall'altra parte, per fortuna del De Angelis. (17 minuti primi, 1-0 per gli ospiti sul campo del Garbaglia. Battaglia non sa bene cosa fare col pallone, quindi decide di andare vicino a sé. Lembo aveva toccato ancora, adesso la difesa del De Angelis che prova a riorganizzarsi. Battaglia, basso dentro, Alfonsi, la palla era per lui, non riesce ad arpionarla. Seferi, ancora lui con il solito mancino. Seferi poi va con il destro a mettere dentro, rimpallato il suo tentativo di cross. Parte di nuovo Alfonsi, palla al piede, la finta, si allarga con il mancino, poggia su un compagno, palla dentro, respinta. Si chiudono le maglie della Roma. Si chiudono anche bene perché è stata annientata qui l'iniziativa della squadra di casa. Paoli alla battuta di questo out anticipa il difensore De Angelis, permette al compagno di recuperare la palla. Zappellini non era riuscito a controllare la sfera. Con il petto, Battaglia. Alfonsi. Toccato da dietro. Sarà calcio di punizione per il De Angelis che ne approfitta per riorganizzarsi, per salire un po' più che altro. Sul pallone ovviamente c'è Alfonsi. Vediamo cosa fa. Due uomini in barriera per la squadra della Roma. Il numero 10 davanti alla nostra postazione prende la mira, tiro basso e poi interviene il portiere che si distende e devia in calcio d'angolo. Buona l'iniziativa comunque di Alfonsi, sempre imprevedibile. Alla destra di Goletti, il numero 6 va a battere questo angolo, basso, a uscire. Giacinti ricomincia da Zani. Ancora Giacinti. L'alieno si è andato a riprendere la palla nella sua difesa. Cercare di dare una mano a riorganizzare la manovra in questo momento difficile per il De Angelis. 19 minuti primi, 50 secondi, 1-0 per la squadra ospite.
lancio lunghissimo, Seferi mette giù bene col mancino, provava a superare il diretto avversario, è stato fermato in fallo laterale. Paolì l'ha battuto, azione un po' dura forse lì dietro, poi Alfonsi la riperde, Gross allarga a sinistra sul numero 11 Indelicato che ricomincia da dietro. Buona la manovra adesso della Roma, ancora con Paolì che appoggia avanti sul solito Seferi, fermato tra due giocatori, alla meglio il terzino del De Angelis e poi il numero 3 che con calma, pazientemente fa ripartire i suoi. Alfonsi allargato su Battaglia contrastato, poi il pallone rimane in campo, si era alzato a campanile, sanzionato un calcio di punizione per la Roma. Dicevamo, grande umidità sul terreno di gioco del Garbaglia, non fa freddissimo ma l'umidità è molto evidente. Si riparte quindi con Alfonsi che mette giù, cerca il taglio dentro, pesca il compagno, buonissima la finta con la suola del piede qui del numero 6, poi allarga, tutto dall'altra parte adesso il De Angelis, Battaglia, il controllo, la finta, un tunnel, molto buona l'iniziativa, la palla dentro e per poco Meddi doveva solo spingerla dentro, non ci riesce, si rimane sull'1-0. Sì, è stato più che altro un errore quello di Meddi, perché da lì forse avrebbe dovuto fare un po' meglio. Comunque si ritorna a giocare dall'altra parte, recupera la palla però il De Angelis, dentro ancora Meddi, fermato un po' duramente, però è ancora la squadra in maglia bianconera, in maglia nera, pardon, a controllare la palla. Vabbè dai ragazzi, avvizio così ragazzi! Dai, Ricordiamo che con questo parziale intanto si è battuto il fallo laterale e il De Angelis può ripartire dalla sua retroguardia. Dicevamo, ricordiamo che le squadre erano separate da appena 2 lunghezze in classifica. Chiaramente con questo parziale allungherebbe ulteriormente la squadra della Roma. Però la partita è ancora lunga, siamo al 22esimo del primo tempo, con Alfonsi che lancia dentro, capisce tutto Paolì. E ancora qualche brivido lì dietro però. Non è finita. Portiere che usciva a valanga. E si riprende proprio con un suo rinvio. Si gira bene, serve Seferi, che chiede sostegno ad un suo compagno dietro, esattamente al numero 8 Liberti, Paolì. E poi ancora tutto dall'altra parte sul numero 10 Liotti, che la controlla, si accentra ancora, poi appoggia su Paolì che intanto era salito, Paolì che ricomincia dietro, su Cossu ancora a cercare l'inserimento del compagno che poi con il tacco prova a fare una cosa deliziosa che solo per merito di Zani non finisce in rete. Aveva provato con il tacco. Ancora la Roma calcio 8 però, sempre da destra con Liotti. C'è giù un giocatore, speriamo nulla di grave, si guarda attorno, prova Liotti, la conclusione, alta. Manca davvero poco alla fine della prima frazione di gioco, siamo al 24esimo minuto di gioco. Ricordiamo anche il parziale qui sul Garbaglia, 1-0 per la Roma, calcio 8 sul De Angelis. Zani con le mani. Battaglia con calma, a fianco ha ricevuto adesso da suo compagno di reparto. Lembo. Ancora Giacinti, ancora per Lembo. Viene avanti finché può, poi la spizzata qui di testa dell'attaccante del De Angelis, palla però al lato. Quindi Paolì
contrastato l'attaccante della Roma che ha allargato a destra sul solito Teferi. Paoli ha battuto sotto la nostra postazione, mette giù Gross che controlla e prova con il mencino di poco al lato. Alfonsi, possesso di pallone. È tornato anche l'attaccante a dar manforte dietro alla ripartenza del De Angelis. Battaglia, lascia per Alfonsi. Alfonsi con il dialogo con il compagno, poi addirittura Alfonsi va a recuperare una palla nelle retrovie della sua squadra. E Zani con il mancino fa ripartire Giacinti. Meddi, basso con il sinistro, intercettato il suo tentativo di passaggio. Buonissima la finta e poi c'è un fallo. Fallo giustamente sanzionato dal direttore di gara. E nel calcio 8, da quella posizione, non si sa mai. Vediamo sul pallone il ragazzo Pisapia. Vicino a lui c'è un compagno, adesso non possiamo dirvi chi è, non vediamo il numero. 3 uomini in barriera per il De Angelis, gestiti da Zani. Questo calcio di punizione al 26esimo minuto di gioco. Va Pisapia alla rincorsa, il mancino, il tiro deviato. Calcio d'angolo alla sinistra di Zani. Paoli, no, è fallo laterale, non calcio d'angolo, già battuto comunque. Ancora Paoli, con le mani dentro l'area di rigore, capisce tutto Giacinti. Attenzione ancora, Gross, il tiro, era già stato sanzionato un calcio di punizione dall'arbitro, quindi la palla in rete, ma per un nulla di fatto, si rimane sull'1-0, battuto il calcio di punizione, molto lungo. Paoli sta facendo un buon lavoro su quella fascia. Seferi, il controllo, mantiene il pallone con un tunnel, supera un avversario. Poi c'è un calcetto involontario. E sarà comunque calcio di punizione per il De Angelis. Sul pallone Alfonsi. Si attende il fischio dell'arbitro perché è stata chiesta barriera. Si sgola Goletti, 2 uomini in barriera per la Roma. Quasi tutto pronto, Alfonsi, la rincorsa, il tiro respinto, calcio d'angolo. Ma quanto ha dato per recupero? Battuto dentro, svetta il centrale di difesa, palla fuori. E in questo istante viene fischiato la fine del primo tempo. Quindi al 28esimo, con un bel po' di recupero, pone fine alla prima frazione di gioco il direttore di gara. Parziale di 1-0 per la Roma Calcio 8 sui ragazzi del De Angelis.